Suscita preoccupazione la nuova variante del Covid-19 anche in Sicilia, dopo che 3 passeggeri e 2 da verificare sono stati trovati positivi. I passeggeri sono rientrati con l'ultimo volo Ryanair da Londra all'aeroporto di Palermo. Controlli immediati sono scattati per gli altri passeggeri e l'intero equipaggio. Quasi 1115 sono i siciliani giunti nell'ultima settimana da Londra che dovranno trascorrere un Natale in quarantena. Le ASP hanno avuto una disposizione chiara: prendere contatto con i passeggeri dagli aerei in arrivo dalle capitali inglesi. Solo a Palermo si tratta di 340 persone, più le 134 giunte domenica sera con l'ultimo volo prima dello stop. Una situazione davvero difficile in un momento in cui la curva dei contagi nel territorio siciliano inizia a scendere. I primi test rapidi effettuati subito dopo lo sbarco dall'ASP di Palermo avevano dato esito negativo, ma i controlli successivi ed approfonditi hanno invece confermato la positività dei casi provenienti dalla Gran Bretagna. Bisognerà attendere qualche giorno per verificare se si tratta della nuova variante del virus ed in attesa tutti i passeggeri di componenti dell'equipaggio sono in isolamento fiduciario. Le autorità sanitarie hanno acquisito la lista con l'elenco dei loro nomi per monitorare l'andamento della quarantena che durerà almeno 14 giorni. Nel Regno Unito rimangono bloccati decine di migliaia di siciliani pronti ed organizzati a riabbracciare i loro familiari rimasti spiazzati dal blocco dei voli causa nuova variante e costretti a rimanere a festeggiare da soli il Natale. Il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Cossa, sottolinea l'efficacia dei doppi controlli subito dopo messa a fronte in atto dalla nostra organizzazione sanitaria, che ci ha consentito in poche ore di individuare con certezza al tampone molecolare 3 positivi e 2 dubbi. Oltre al volo proveniente da Londra, aggiunge Costa ai microfoni dell'ANSA, il lavoro è stato incessante con ben 2.999 tamponi e 3 positivi. Un lavoro che prosegue nell'interesse della collettività e di un sistema che in Sicilia sta fornendo un quadro chiaro su tutti i passeggeri in arrivo. Ulteriori controlli stanno continuando nei porti e negli aeroporti dell'isola e nei drive-in allestiti in diverse città per monitorare rientri nell'isola da studenti, lavoratori pendolari provenienti dal nord e o da altri paesi europei per trascorrere il Natale.